Madre Aline, abbadessa del monastero di Vittorio Veneto. Che cosa vuol dire la festa della donna di oggi per lei, badessa qui? Allora, per me non è che cambia tanto di oggi o di ieri come festa, no? Credo che è importante celebrare la donna, celebrare quanto le donne hanno conquistato negli ultimi anni, il loro spazio, il loro diritto, perché così è giusto, ecco, che ciascuno possa avere i propri diritti, come è importante. E quindi non meno per le donne che oggi sono quasi più della metà del mondo, composto di donne, sono tante e con molte capacità, quindi tanto giusto celebrare questo momento importante, ecco, per la storia del mondo intero. Come fa ad essere donna nel contesto di modernità di oggi in questa sua missione così particolare? Allora, credo che non c'è nulla di tanto speciale, nel senso che è importante essere semplicemente donna o semplicemente quello che sei, no? E il nostro contesto è un contesto di semplicità, di comunità, di vivere il quotidiano nella miglior forma possibile, ecco, mettendo a servizio della sorella, a servizio dell'altro, i doni che Dio te l'ha dato, che ti ha concesso, che grazie a Dio ha concesso a tutti. Quindi credo che per noi celebrare come comunità e come donna, e per me personalmente, ecco, sia veramente mettere in pratica o a servizio quello che Dio mi ha dato. Quali sono gli aspetti anche più belli del vivere in una comunità di donne legate da questo voto a Dio? Gli aspetti belli di vivere in una comunità credo che sia proprio il sostegno. Il sostegno, la comunità evita l'individualismo, evita l'egoismo, perché continuamente ti deve anche confrontare con l'altro, ma soprattutto è bello perché quando uno è giù l'altra ti sostiene e la donna ha questa particolarità dentro di sé, no? La tenerezza, l'amore, sono cose proprie nostre, diciamo. E quindi quando si vive una comunità legato soprattutto dell'amore con la A maiuscola, cioè con l'amore del Signore, tanto di più. Quindi è bello vivere e stare insieme, no? Come dice anche in Salmo, che dice così: com'è bello che i fratelli vivano insieme. Ecco, direi che com'è bello che le sorelle vivano insieme. Da più parti si sostiene che il mondo può cambiare solo grazie alle donne. Che contributo possono dare le donne, secondo lei, nella società di oggi? Credo che la donna già dà il suo contributo nella società di oggi. Il mondo può cambiare se ciascuno di noi facciamo un cammino di conversione e di cambiamento. E qui dico indipendentemente di donna o uomo, perché anche uomo deve convertirsi, ecco, per cambiare il mondo, per cambiare mentalità. Credo che le donne hanno un ruolo importante per le qualità che sono a lei significativa, cioè anche essere delle persone assertive, essere persone che riescono a cogliere il particolare, riescono a cogliere magari anche il sentimento dell'altro e il percepire dell'altro, l'amore, la tenerezza, come dicevo. Quindi penso che se le donne mettono questo in pratica, certamente il mondo cambia. Questo ne sono certa, perché in realtà è quello che abbiamo bisogno. E oggigiorno non c'è bisogno di competizione, di gare, di puntare il dito, o anche tra di noi donne, no? Cioè che uno, non so, è più magro, più grasso, più bello, più brutto, che non so, cioè queste cose diciamo che possono
sgretolare invece di unire, invece di diventare più forte. E quindi credo che se le donne veramente mettono in pratica quello che possono e che hanno dentro, il mondo cambia sicuramente. Possono dare anche un messaggio di pace in questi giorni, secondo lei? Sì, sì. Abbiamo delle donne grandi in questo momento anche che parlano a nome del mondo, no? Come von der Leyen, eccetera, anche la Presidente del Consiglio europeo. Penso che è importante, sì, le donne possono dare un contributo di pace, possono dare quello che c'è dentro, ma soprattutto credo che il mondo intero ha bisogno di concepire la pace, perché la pace è qualcosa che si perde facilmente. Io parlo di pace anche interiore, anche con un rapporto vicino a me. Cioè, dalle volte tutta la giornata non va bene, è bello e basta niente per farti perdere la pace, no? Quindi la pace è un dono che va custodito, un dono come un tesoro, quindi deve essere custodito, deve crescere dentro di noi. Allora siamo capaci di dare all'altro, altrimenti è difficile. Noi sappiamo che lei ha un carisma particolare e una spiccata sensibilità verso il mondo dei giovani. C'è un'emergenza giovani secondo lei oggi? Sì, secondo me c'è, grazie per la spiccata particolarità con i giovani, ma sì, purtroppo con la pandemia, con l'aggravare delle situazioni anche economiche o anche dentro familiare, eccetera, i giovani ne hanno sentito parecchio, più dei bambini più piccoli. E quindi credo che c'è un'emergenza e questa emergenza va affrontata insieme, va affrontata con genitori, figli, ma anche chiedendo aiuto fuori dalle famiglie. È urgente questo perché i giovani sono il nostro futuro, no? Cioè, è la società di domani. Quindi se io non mi prendo cura oggi delle problematiche dei giovani come, non so, la depressione e le problematiche psicologiche che si sono sviluppati in modo particolare in questi 2 ultimi anni di pandemia, credo che avremo una società malata un domani e questo non va bene, logicamente. Quindi è importante, sì, prendersi cura.